Money rules the world, there's no need to diss this. See all the rich guys fucking all the hot bitches. Faceva schifo, un pomeriggio glielo dico, della rima della mamma per sfaldare il mito. L'hanno già fatto e continuiamo, mi ha disprezzato per il sarcasmo che andava punito. Litigavamo sempre per lo stesso disco e aveva tatuate le croci di Gesù Cristo. Era cattivo, molto restio, si perdeva dentro nei meandri nascosti del mio. Stava scrivendo un libro, era profondo, io lo doppiavo in cambio repavo ed era il mio miglior amico. C'era Lady Alfa che Mafia Clan faceva il MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady Al con il demo di Basetta. C'era Lady Alfa che Mafia Clan faceva il MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady Al con il demo di Basetta. Quando suonavamo lui non voleva doppiarmi un pezzo in style, litigavo per questo, perché lo volevo il coro nel ritornello. Allora ho fatto che due mie amiche lo facevano con me e lui le voleva, si faceva il viaggio black. Il mate era bianco, ma bianco bianco come un lenzuolo, sembrava un narcos. Avevo paura che ogni tanto entrava l'angelo, ancora vomitavo il mito. Era il mio miglior amico, non era il barino dove c'era la barista del quartiere. E lei si dava lezioni di inglese. Lady L a 30 anni ascoltava dance e mangiava gli M&M's. Era truzza, ma truzza truzza, con anfibi, chiodo e keffia, manco la cuffia. Aveva col G8 che rievocava la sua puzza. Poi sì, le ha parlato, lei ha provato ma repava con la muffa. Ha dichiarato mi avrebbe superato perché era meglio di me. Io non avevo amiche con questa passione che volevo condividere assolutamente. Allora l'ho presa per farmi le doppie, anche se il matte odiava le donne e quelle come lei le voleva morte. C'era Lady Alfa che Mafia Clan faceva MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady Al con il demo di Basetta. C'era Lady Alfa che Mafia Clan faceva MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady Al con il demo di Basetta. Intanto Lady Al si stava impegnando con un corso di pop accelerato e stava scopando tanto con un africano che avevano legato perché aveva rubato un pollo al supermercato. Allora Lady Al si è ingelosita di Fraga Rhymes che era una barzelletta ed era una sua amica. Te la faccio vedere io, ha detto la lercia, e si è perfezionata nella tecnica. E invece no, si è insinuata nella scena hip hop veneta dell'epoca. E come ha fatto? Dando il culo a Basetta. Scarsa com'era, Lady Al una furbona. Per un demo cagato a forza ha sopportato la pancia grossa e la petulanza di Corragas. Sembrava fatto apposta. Il giorno quando c'era a Marghera sudava, era d'un bello quella sera. Comunque si ritorna a quando si era in Mafia Clan prima della mascherata. Quando stavamo spaccando a Parma, sintomo la scovata che mi doppiava ed era piccolina, più bassa di me. Era che era semplicemente Lady L. C'era Lady Alfa che Mafia Clan faceva MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady Al con il demo di Basetta. C'era Lady Alfa che Mafia Clan faceva MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady Al con il demo di Basetta. Le ali ce le avevo, le ali ce le avevo.
Adige, nel territorio padano, con la connessione con Macomera, allora Lady L se lo perdeva perché voleva l'SOS, ma Lisei non poteva, deceduta in mafia clan. E quindi ho fatto che ero in imbarazzo con mio fratello, che si era trasformato in una boccia d'alcol. Trasudava veleno, sudava etilico, urlava che non valevo, che quello che facevo era ridicolo, che lui era meglio, farfugliava leggende sulla cecca di Parma e diceva: non ti ricordi che nessuno ti voleva? Le ali ce le avevo, le ali ce le avevo. Quel Natale mio fratello è uscito nella notte gelida, densa la nebbia della bassa, con quell'aria che solo a respirarla scalda la pianura padana. Mio fratello era fuorissimo con le chiavi della macchina, con l'antenna di Sky che gli aveva dato un bivio. C'era un diavolo che lo stava mangiando, lo zio Pino agghiacciato molto buio, dalla porta uno spiffero d'aria pungente. Ho tirato un bel respiro quando è uscito all'improvviso, chiusa la porta si lasciò dietro di sé l'incostanza, la perdita di coscienza nell'alterazione machiavellica della conoscenza. Fuori com'era, si è schiantato in auto e non si è fatto niente di grave, fortunatamente si è salvato, ma penso che fuori com'era l'abbia fatto volontariamente. C'era Lady L, fra che mafia clan faceva MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady L con il demo di basetta. C'era Lady L, fra che mafia clan faceva MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta e lì Lady L con il demo di basetta. Mio fratello, proprio quello, nutriva l'odio in quel momento, non mi apprezzava, si autofrustava per il rap, per quello soffriva e non mi accettava. Ma era Natale, quella notte pensavo a tante cose successe, allora esse erano che sintomo ci chiese a me al matte di suonare per l'ultimo dell'anno. Potevo tanto, c'era anche Lady L e lo stavamo preparando, ma c'era un ostacolo in mezzo, suonavamo prima di Posi Argento e il matte aveva che era violento e non voleva aprire il concerto. Le ali ce le avevo, le ali ce le avevo. Non voleva fare da spalla perché la schifava e se ne fischiava se per l'evento mi mettevo un top con le ali di farfalla bianca e argento, che a malapena mi coprivano il seno. Avevo la schiena nuda e la manetta al polso destro. Matte, ma scusa, che cosa te ne frega di quella lurida? Noi non mangiamo, la arriviamo, suoniamo e ce ne andiamo, anche se Capodanno, ma Matte niente, non la sopportava quella gente. Io ci pensavo quella notte all'inversione, a Lady L, al suo squallore, a tutto quello che era saltato e mio fratello che si era schiantato. Fini anche mafia clan, fini anche mafia clan. C'era Lady L, fra che mafia clan faceva MP ma non lo riconosceva. La Fraga Rhymes era una barzelletta